George Piccino. Michael Strunz. Cosa? Michael Strunz. Piscina. Piscina? Ma perché c'ha il cognome mezzo tedesco e mezzo piscina? Michael e George. Perché ha inventato l'albero? Non lo so. L'hai già detto Luis? L'albero. No, sì, tu hai detto Luis Albero. No, non ha detto così. L'albero l'ha inventato George Nicolas Cagasotta. Albero. Esatto. Di cognome cos'è albero? E chi ha inventato la casa? La casa George Casa. E chi ha inventato il divertimento? Naturalmente noi. Siamo noi che si stanno divertendo. Basta, non fatemi più domande, mi sono stancato. Basta. Quanto ignorante sono. Chi è che ha inventato la stanchezza? Chi è che ha inventato la lucertola? Tu. Mamma mia. Chi? Chi George. ha inventato l'anzianità? La vecchiaia. Chi se ne l'anzianità? Vecchiaia. Adesso c'è sta un nuovo detto, vecchiaia canara. È lui. Chi ha inventato la televisione? Io? Noi, siamo dei geni. Totti. Francesco Totti. E chi ha inventato la vostra stupidità? Così devo mandarlo in prigione? Non si va in prigione per la stupidità. Non si va in prigione per la Sì, stupidità. perché chi vi ha inventato a voi dovrebbe essere stupido e quindi senza guardare Sei gli inventati. Senti, perché ve ne andate tutte e due che dobbiamo Quindi mangiare gelato? ma una figlia di due stupidi come nasce? Perché io sono nata. Perché. Vabbè. Perché la fusione di due stupidi è intelligente. Infatti. Stupido più scemo e più scemo, dici? Sì, Ah. intelligente. Ma era papà o mamma che era nero? Era papà o mamma che era nero? Tutti i fagiolini. Amore. Mi sono dimenticato di darti i fagiolini. Nero? Dato la bicicletta. Amore. Dire nero. Ah, Che cosa ha detto? Ti tappò. Che è successo? Stavano limitando. Ma che vi frega? Perché voi mi fate? Allora, io Vogliamo sentire? Stavano. nella vita, quando uno non ci si sbaglia mai, Ma io voglio sentire quando George. il pettegolezzo è forma di ignoranza. La curiosità è una forma di ignoranza. non è pettegolezzo. No, Lucrezia? Vogliamo- L'ha detto No, ha detto Strunz che è il nome di George. Che poi non ho detto Strunz. Strunz. Oggi c'era Riccardino, ci stavano tre negri che stavano a prendere una macchina in affitto. Negri, ladri, zingheri. Bambino? Ben educato. Negri, ladri, zingheri. loro? Quelli stavano L'hanno così. ammazzato. Allora nonna sempre davanti a... Non si dice negri! Non si dice negri! A capire, non sono ladri questi! Questi tutti e tre così. Uno dovrebbe mettere al mondo i figli quando è tranquillo che crescono in un ambiente sano, sereno. Qua insegnano Strunz. Mamma, hai fame? Oh! Telefono. Chi ha inventato il telefono? Non la mangiate? Michael Jackson. Michael Jackson. Polpette. Te lo dico io? Cacchio ne so. Lucrezia! Te lo... Oh! Foce verde è portatore di parole strane? Lucrezia! Oh, maschia! Te lo dico io? No, beh, Lucrezia, io te lo dico subito. È la seconda che sento dall'inizio della tua vita, 6 mesi fa che sei nata. Non voglio più sentire una parola strana, Ma non sono nata 6 mesi. Lucrezia, non cambiare discorso, non fare digressioni. Se sento un'altra parolaccia che viene da Foce Verde, perché l'hai imparata qua, si va tutti quanti a Monte Carlo! No, Lucrezia, non sto scherzando. Guarda, Sì, sì. la prossima che sento. Ok? Certo, voglio dire, con sto pezzo. Come fai? Come fa a dire una cosa del genere, essere credibile? Vabbè, ma che ha detto? Strunz. No, ma è vero, non ha mai detto altro che no. Grazie. Che ha detto? No, c'è ragione, non ha mai detto. Questa di chi ha inventato il telefono? Lo vuoi sapere sì o no? Sì. George. Cellulare. Motorola. Molto grande.
Ragazzi, ci metto la faccia. A Roma, la prossima parolaccia, A piedi, a posto di Maria, pure in casa. E Maria nel tuo letto. Non voglio mai più sentire una mezza Ma che mi hai parolaccia. sentito quando dico una parolaccia? No, solo bestemmia. Io non torno a Roma, No, lei va dove va mia figlia, anzi se ci libera casa invitiamo pure qualcuno. No, No, certo, non torno. certo ci potrebbe servire, però chi pulisce poi? Giorgia. Che brutta famiglia che siamo. Siamo veramente una brutta famiglia, lo sai, siamo male assortiti. In realtà che siamo male Perché assortiti. noi siamo troppo intelligenti. Siamo una famiglia male assortita. Siamo Non siamo veramente bene male assortiti. assortiti. Modestamente. C'è sta di tutto qui, ignoranza, Maleducazione. maleducazione. Come faccio ballare? Patrizia e plebei non si dovrebbero unire, questa è la verità. Chi ha inventato i bracciali? Giorgio. No, magari Giorgia. Tutto ciò aiuta a lenire anche qualunque tipo di cybercultura. Amore, io vado nei nostri alloggi, sono stanco, mi vieni a tirare su il lenzuolino fino a qua a un certo punto, amore. Tu sei Giorgia. A me piace essere servito e veto. Con sta bruschetta si mangia troppo. Beata semplicità. Per carità di Dio, tutta la vita semplicità, tutta la vita, sane risate dei bambini, fatte fare dal nonno. La bruschetta si mangia troppo. Io voglio sentire questo. Non la voglio una vita impegnativa. Non la voglio gente competitiva. Servono a niente. Servono a niente. Danno molto valore ai pezzi di carta. E quindi preferisco uno che dice che la bruschetta si mangia troppo e che venne la carne. Secondo te sto male? E che dice che cos'è che sa? Zanzaniera. Lui la chiama zanzaniera. Un po' lungo il video di oggi, ma oggi è una giornata particolare. E se te la te li vedi, e se non te li vedi, sono due opzioni. Non sto troppo e scegli libero il video. Non riesco a sta zitto. Secondo te sto male, non riesco a non dire. Viva la vita!